Maurizio Romiti, presidente nazionale di Special Olympics Italia. Special Olympics è un movimento internazionale presente in oltre 180 paesi che si occupa di 4 milioni di atleti speciali nel mondo. In Italia esiste dal 1983 ed è una delle associazioni di più lunga vita nell'ambito del movimento internazionale. Oggi è la prima delle convention regionali, apre la strada alle convention di tutti gli altri principali team del nostro movimento per preparare l'attività del prossimo anno. Un anno che si presenta estremamente impegnativo. In Italia abbiamo raggiunto il numero di 15.000 atleti speciali e quindi abbiamo bisogno di avere le squadre, di avere i team regionali, di avere il supporto di tutte le istituzioni, delle scuole, di tutti quelli che riescono a portare alle famiglie e ai nostri atleti il loro messaggio. Special Olympics è una festa nel momento in cui permette a questi atleti di poter dimostrare il percorso che hanno fatto e quanti miglioramenti sono riusciti ad ottenere. Dopo esserci proposti per la candidatura dei Giochi regionali 2013, oggi abbiamo anche la convention regionale, un momento formativo e riepilogativo di un anno di sport, dove le nostre associazioni avranno modo di poter toccare con mano cos'è il movimento Special Olympics e come iniziare la propria attività. E già una nostra associazione, la Gemini, ha inserito di recente nel gruppo delle cheerleader una ragazza con disabilità intellettiva. L'appuntamento poi è per aprile del 2013, dove ci saranno i giochi regionali, molte le specialità, dalle bocce al tennis, al calcio, all'atletica, al nuoto. Quindi una novità nel panorama Special Olympics. I giochi regionali vogliono essere un messaggio che vogliamo lanciare alla cittadinanza di San Giovanni del Patotto, ma a tutta la provincia di Verona, visto che è una novità, ovvero sia un nuovo modo di fare cultura sportiva.